Siamo a Santa Lucia di Piave, pochi chilometri da Conegliano, in provincia di Treviso, quando la bambina, durante la visita, racconta ai medici e ai genitori di essere stata violentata al parco giochi da uno straniero. Scattano le ricerche, un racconto confuso, però le indagini prendono subito una strada precisa. Si cerca nella comunità dei nordafricani. In caserma vengono portati 2 nordafricani, ma non emergono elementi a loro carico e vengono rilasciati. C'è il massimo riservo per ora nelle indagini. I carabinieri di Conegliano pare però stiano stringendo il cerchio attorno al violentatore. Questione di ore, dice qualcuno tra gli inquirenti. Da Conegliano per il GR2, Sara Barovier. Camorra, i capi dei clan Papale Ascione alleati per motivi passionali, 5 arresti. Avevano progettato un agguato contro un uomo colpevole solo di essere il marito dell'amante di uno dei boss. Per questo carabinieri e magistrati della direzione distrettuale antimafia hanno chiamato Operazione Love Story, quella che la notte scorsa ha portato all'arresto di 5 persone. In manette Mario Ascione e Pietro Papale, gli attuali reggenti di omonimi clan, e poi Bartolomeo Palomba, Ciro Fiori e Assunta Nocerino. Insomma, la camorra vesuviana che quotidianamente combatte sul territorio la sua guerra per il controllo del traffico di droga e il racket, con agguati, attentati e regolamenti di conti, si occupa pure di questioni di cuore da risolvere, tanto per cambiare alla sua maniera, eliminando l'avversario di turno, scampato invece ad una sorte già assegnata grazie all'intervento dei carabinieri. E sempre i carabinieri hanno riportato in cella il boss di Ponticelli, Antonio De Luca Bossa, dal carcere di Parma. Era riuscito a farsi ricoverare in una clinica psichiatrica romana per una grave forma di anoressia. Da qui gestiva gli affari del suo clan, riceveva senza alcun controllo personaggi legati alla criminalità organizzata napoletana e romana. Da Napoli, Massimo Ravel per il GR2. Olimpiadi, mossa a sorpresa delle autorità di Pechino che si dicono disposte ad incontrare un inviato del Dalai Lama per parlare della repressione in Tibet e del sabotaggio dei giochi. Intanto la fiaccola è giunta in Giappone tra imponenti misure di sicurezza. Sono attese infatti proteste anticinesi. La linea adesso va a Viva Radio 2, prossimo notiziario alle 15.30 da Andrea Donato. Buon proseguimento di ascolto. Quindi dico. Grande concorso Dico e vinci gli europei. Dal 24 aprile al 31 maggio in gioco oltre 3.500 fantastici premi. Strappa e vinci ogni 20 euro di spesa. I Dico sono convenienza e qualità. Regolamento nei Dico Discount aderenti e su dico.it. È iniziata la raccolta punti Carnini. Chiedi il ricchissimo catalogo al tuo punto vendita o scaricalo dal sito www.carnini.it. Carnini lavora ogni giorno da 50 anni per garantire ai suoi consumatori il latte migliore. Carnini, il sapore della freschezza. Nelle aree protette, nelle aree di servizio, nelle aree di rigore. Ma no! Solo alle Poste, nelle aree prodotti finanziari, puoi scoprire la leggerezza di Mutuo BancoPosta con lo speciale spread dello 0,85% sui mutui fino a 30 anni. Poste Italiane. Promozione valida fino al 30 giugno 2008 e per importi fino all'80% del valore dell'immobile. Chiedi negli uffici postali abilitati. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione da parte dell'istituto di credito erogante. Presto, la password segreta. Non la so, capo. Deve essere un segreto importante, di grande efficacia. Ce l'ho. Psillogel fibra di natura. Psillogel fibra. Sì, la fibra naturale che regolarizza l'intestino. Esatto, è in farmacia, il segreto della regolarità. Se stai pensando a un'energia così efficiente da contribuire a ridurre le emissioni di CO2, se stai pensando a un'energia capace di favorire le fonti rinnovabili e di farti risparmiare, stai già pensando a Sorgenia. Metti in pratica la tua idea di energia. Chiama il numero verde 800 294 333 o vai su sorgenia.it. Sorgenia, l'energia sensibile. Dalla ricerca Eni nasce il nuovo Agip Blue Diesel Tech, il gasolio con una nuova formula 5 volte più ricca di agenti pulenti che elimina le impurità dagli iniettori per ridurre i consumi e le emissioni. Il risultato è marcia ancora più fluida e massimo piacere di guida per tutti i motori diesel. Agip Blue Diesel Tech. Ascolta il tuo motore. Vieni a sentire la differenza. Onda Verde. Servizio coordinato dal Ministero dei Trasporti e dell'Interno.
Buon pomeriggio dal CIS, viaggiare informati. Trafficate le strade e autostrade in direzione dei principali centri urbani. Intenso verso la Francia il traffico. Al traforo del Monte Bianco ci sono attese di circa mezz'ora. Sulla Milano-Genova traffico intenso e coda in carreggiata a sud, 10 km tra Gopello Cairoli e Casei Gerola. In Piemonte sulla 6 traffico intenso con code per 4 km tra Altare e Savona. Verso la Svizzera c'è traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, ci sono 5 km di fila tra Como Sud e la dogana di Brogeda. Sull'autosole in direzione di Bologna code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza verso Milano, invece per un incidente ci sono code tra Casalecchio e Modena Sud. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno per segnalare lavori. Verso Livorno ci sono 3 km di coda tra San Miniato Basso e Pontedera Est. Sulla 12 Roma-Civitavecchia code in entrata alla barriera di Roma Ovest verso Civitavecchia, e da qui altre code tra la barriera e Cerveteri, e poi 9 km in uscita alla barriera Aurelia. Sul raccordo anulare di Roma è venuto un incidente, ci sono incolonnamenti tra lo svincolo per la 24 e Prenestine in carreggiata interna. Passiamo al sud, sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti verso Capodichino tra Arenelle e Corso Malta. Sulla 3 Napoli-Salerno rallentamenti tra lo svincolo per l'Autosole e Torre del Greco, 1 chilometro tra Torre Annunziata e Castellammare, e poi a partire da Vietri il tutto verso Salerno. Verso Napoli rallentamenti tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno Centro. Sulla strada 145 Sorrentina code per 7 km tra Castellammare e Vico Quenze in direzione di Sorrento. Un incidente sulla 16 Napoli-Canosa sta provocando code di 7 km tra lo svincolo per la Caserta Salerno e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Sulla Salerno-Reggio Calabria rallentamenti e code tra Contursi e Sicignano, il tutto verso Reggio, e in direzione di Salerno rallentamenti partono da Ponte Cagnano. In Sicilia sulla tangenziale di Catania lunghe code 12 km tra Passo Martino e Simeto verso Siracusa. Era questa l'ultima notizia. Luciana Scheggi del CIS, vi ricordo il prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30 circa. In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione dell'AGIP. Nuova Croma ti accompagna anche nel lavoro. Scopri i risparmi fiscali riservati ai professionisti e l'esclusivo finanziamento Fiat Più, che ti dà tanti vantaggi immediati e una grande libertà di scelta nel futuro. Informati al numero verde Ciao Fiat 834 2800. Nuova Croma, la station wagon pensata per la tua professione. L'offerta scade il 30 aprile. TAN 5,95, TAG 7,51%. Solo una particella sa leggere nel futuro. Svelami il segreto delle 3D. Vedo un'acqua del benessere. Vedo la D di digestione, di diuresi e di dieta iposonica. Adesso vedo solo una particella di sodio. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. 89-24-24, sono Anna. Anna, c'è qui una mia amica di Londra, amante del vintage, che vuole sapere se c'è un negozio di vintage in città. Ce n'è uno in centro, le mando l'indirizzo. Grazie Anna, ci vado subito, almeno capisco cos'è. Vintage. Boh. 89-24-24. È più facile trovare una soluzione con 89-24-24. Anna, siamo nel negozio di vintage, ho capito cos'è, è roba vecchia. Oh, sembra casa mia. Per info su costi 892424.it. Questo messaggio è dedicato ad ognuno di voi, perché chiunque voi siate, qualunque cosa facciate, ci sarà sempre un'offerta Fiat che ci unisce. Voi, me, loro, everybody! Sulla gamma Fiat fino a 3.500 euro per il tuo usato da rottamare, più superfinanziamento Sava con anticipo zero e inizia a pagare nel 2009. L'offerta è valida fino al 30 aprile, TAN 4,75, TAG 5,87%. Casa, dolce casa. Benvenuto al CAF Acli. Grazie. Qui trovo un ambiente cordiale e accogliente per sbrigare tutte le mie pratiche fiscali. Al CAF Acli mi sento proprio come a casa. CAF Acli. Teniamo a voi. Associazione Produttori Camper Anfia vi augura un buon ascolto di Viva Radio 2.